Carissimi telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti in piazza. Ultima puntata di questa lunga serie, una lunga cavalcata che ci ha visto protagonisti in tutto l'anno. Abbiamo parlato di molte cose quest'anno e con questa puntata soprattutto vorremmo concludere con la finanziaria in atto, soprattutto dal tema siamo tutti manovratori in qualche maniera, tutti quanti hanno delle idee, i cittadini si stanno schierando chi pro, chi contrario a questo governo Monti, ma soprattutto vorremmo delle risposte da chi insomma in qualche maniera dovrebbe saperne più di noi cittadini come al solito. E abbiamo l'onore e anche il piacere di avere qui il senatore Paolo Franco. Grazie per essere con noi, senatore. Grazie a voi. Stefano Cimati, sindaco di Bassano, Paolo Gobbato, vice sindaco di Povere del Grappa, ma soprattutto anche imprenditore. Vorrei parlare anche di come l'imprenditoria si sta vestendo. E Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto. Grazie Gilberto. Senatore, io partirei subito da lei. Insomma, una finanziaria che ha visto spaccarsi in due in pratica l'Italia. Ci sono coloro che sostengono questo governo fatto di tecnici, dove parla di lacrime e sangue. Vorremmo capire poi dopo quante lacrime, ma soprattutto quanto potrà portare bene questa manovra al popolo italiano, in qualche maniera, sapere se dobbiamo preoccuparci veramente oppure ci possono essere anche delle buone e delle belle novelle. Allora io credo che la Lega voglia essere sempre ottimista affinché i popoli e le genti hanno il coraggio, insomma, di dire il proprio punto di vista. Ci sono anche modi per confrontarci. Venendo a questa manovra, invece la preoccupazione è consistente, anche perché è una manovra che andrà a pesare, anzi ha già cominciato a pesare, basta andare a fare un pieno di benzina e ce ne accorgiamo subito, sulle tasche dei cittadini. E ha delle prospettive per quanto riguarda l'aumento della pressione fiscale molto pesante. Sui 3 anni è una manovra che vale oltre 60 miliardi di euro, i quasi 3/4 composti di maggiori entrate, e di questi 3/4, quindi questi 45 miliardi circa, di maggiori entrate il 75% sarà prelevato dalle tasche dei cittadini del nord. E poi i lavoratori, quelli che vedranno rinviato dopo 40 anni più di lavoro l'età per andare in pensione meritatamente. Insomma, tutta questa manovra che ICI sulla prima casa, che è un bene fondamentale che purtroppo metterà i cittadini, i consumatori in difficoltà. Questo governo aveva promesso nelle premesse di portare crescita, e invece purtroppo, come è evidente, ha ammesso lo stesso ministro Passera, la depressione economica, la recessione continuerà l'anno prossimo. Non ha fatto delle misure eque, perché anche questo era un proclama, no? Pagherà chi ha di più. Non è vero, pagherà la gente normale, il lavoratore, il risparmiatore, perché ci sono dei limiti anche sulle imposte e sugli investimenti finanziari che tutelano i grandi risparmi. E poi prende anche un po' in giro, perché un sottosegretario di questo governo, che conosco bene perché è stato fino a 6 mesi fa segretario generale del Senato, che viene in aula, che sostiene i provvedimenti secondo i quali all'operaio viene applicata l'ICI sulla prima casa, rinviata alla pensione, eccetera. Bene, il sottosegretario Antonio Malaschini, già segretario generale del Senato, piglia 30.000 euro al mese di pensione, dopo aver preso 500.000 euro di liquidazione. Allora, neanche un buon esempio dà questo governo. Maggiore pressione fiscale, ma in fin dei conti allora non ha inventato nulla. Io non voglio togliere responsabilità, nel bene o nel male, di quello che la Lega ha fatto col governo precedente. Abbiamo fatto delle manovre, degli interventi pesanti, cercando comunque di salvaguardare il cittadino medio, il cittadino più comune. Questo governo non ha più guardato in faccia a nessuno, non ha una legittimità popolare.
perché è un governo che è fatto dalle consorterie. Una cosa la farà questo governo, perché salverà le banche, ovviamente, visto anche gli interessi notevoli che alcuni suoi esponenti, vede il ministro, passeranno nei confronti degli istituti di credito. Ecco, queste cose. Ma Monti e Draghi mi pare che è una storia che risale al 1994. È una storia molto lunga. Ma credo che oltretutto a quel governo faceva parte il PDL, a quell'epoca Forza Italia, in qualche maniera c'era anche la Lega, ma adesso poi ne andremo a parlare in seguito. Come la vede il sindaco di una piccola cittadina? Perché la signora Maria, alla fine di tutte queste parole qua, sente parlare male di questo, di quell'altro, chiaramente questa manovra mi va bene a questo tale partito, quando non c'è più gli va male, alla fine è in confusione. E spesso i primi indiziati sono sempre i sindaci, perché i sindaci sono coloro che si beccano le mazzate dal cittadino, perché poi dopo il parlamentare, il senatore, l'onorevole sono lontani, anche se sono del territorio, vivono a Roma e ciao, arrivederci. Invece voi siete qua alla mattina quando andate fuori, insomma, come si dice a Milano, insomma, un po' si caga su, no? Com'è la storia? Diciamo che arriva il cittadino incazzato. Io faccio il sindaco ormai da 3 anni e mezzo e devo dire che ho governato sempre nelle difficoltà, forse adesso un attimino di più, non dico mica di no. Però le benzine hanno aumentato anche in questi 3 anni, perché se faccio un'analisi e mi dico quanto costava la benzina 3 anni fa... C'è la cisa dell'Abissinia. Cioè, ha avuto dei begli aumenti anche da 3 anni a questa parte, voglio dire, uno che gira con la macchina si è accorto, quello che mi sto dicendo, no, parlando sempre del governo centrale, cioè chi ci comanda, no, anche sotto il profilo amministrativo, non mi sono sentito tanto tutelato. I patti di stabilità hanno messo in crisi delle intere aziende, cioè, ci hanno spiegato che erano necessari, come che ci stanno spiegando che è necessario il governo Monti di quello che sta facendo. Per carità, se posso rispondere con una battuta, avevamo avuto un 3 Monti prima, abbiamo fatto poco, con Monti solo forse faremo ancora meno, dicono tanto per metterla all'interno di una battutina. Certo che io sono convinto che le pubbliche amministrazioni in difficoltà lo erano prima e in difficoltà lo sono ancora. Stefano Cimati, sindaco di Bassano è già una cittadina più considerevolmente grande, insomma, anche se... È l'ottava città del Veneto. Esatto, anche se la zona a delimitazione di traffico veramente è un fazzoletto, neanche lo stadio di San Siro, e qua si inneggiano le polemiche. A me piacerebbe tanto far capire alla gente in maniera molto laica, ma senza che nessuno sia messo sotto la gogna che tu hai fatto male, hai fatto bene. Adesso qua abbiamo un esponente della Lega, il senatore, che comunque la Lega è il partito più vecchio di questo Parlamento, se andiamo a vedere negli ultimi 30 anni, ha sempre avuto un ruolo determinante. Il federalismo era stato visto, alla fine richiesto un po' a tutti i luoghi, però del federalismo vero e proprio, anche come i comuni come Bassano del Grappa, ma non soltanto, insomma, la vedono ancora tanto lunga e tanto forse una cosa lontana. Ma indubbiamente queste manovre hanno questo cambiamento di rotta, ha bloccato sicuramente anche il federalismo, su questo non c'è dubbio. Anche perché io oggi devo fare il bilancio di previsione 2012 e non so da che parte cominciare, perché ancora non ho capito quanti soldi arriveranno e quanti ne dovremo chiedere ancora ai cittadini, perché vedete questa manovra in realtà non doveva toccare l'IRPEF, non l'ha toccata, l'ha fatto toccare ai comuni, l'ha fatto toccare alle regioni. Non doveva toccare la patrimoniale, non hanno voluto fare una patrimoniale ufficiale, ma quando tassi le case, quando tassi i titoli, non so cosa resti dei patrimoni da non toccare. Però io non vorrei neanche essere del tutto negativo. Noi dobbiamo fare una riflessione. Questa situazione si è verificata perché il precedente governo, per una serie di motivi, io non voglio dare colpe o meriti di qualsiasi sorta, non era più in grado di fare una manovra di questo genere, perché questa è comunque una manovra fortemente impopolare e quindi nessuno l'avrebbe voluta fare. Che l'Italia avesse bisogno di una scossa, che avesse bisogno di fermare una certa situazione anche a livello internazionale, secondo me era necessario. Io devo dire, non sono convinto che sia finita qui. Io credo che la manovra ce ne saranno altre di diverso tipo, perché se si fermasse qui sarebbe veramente grave, perché non c'è quella spinta vera allo sviluppo, non c'è quella vera spinta ai consumi, e quindi secondo me vedremo anche delle altre manovre. È chiaro che i primi impatti velocemente, con l'Europa che premeva, si trattava di prendere soldi.
Io mi domando se invece non ci dovrebbe essere un altro tipo di manovra necessaria, se ne è parlato tante volte, qualcosa che stimoli veramente i consumi e che riduca la tensione sul debito pubblico. Non sono cose facili da portare avanti, ma ad esempio una patrimoniale che invece di prendere denaro alla gente gli desse dei titoli di Stato decennali, non vendibili, ad un tasso vicino all'inflazione, in cambio per trasferire parte del debito pubblico dalle istituzioni, dalle banche, dagli enti internazionali verso i privati che indubbiamente in Italia stanno ancora bene, fortunatamente. Il problema vero è però il problema della crescita. Senatore, mi viene in mente, ho messo i titoli di Stato, perché adesso la signora Maria, l'anziana, noi giornalisti siamo favolosi. Quando ci mettiamo qualcosa in testa, insomma, sto spread, hanno fatto una cosa incredibile. Io mi vergogno certe volte, non appartengo alla categoria, sono un hardcore, sono uno che mi sono fatto da solo. Però lo spread in pratica è la preferenza dei buoni del tesoro, dei bond, e la preferenza è in qualche maniera rivolta al mercato tedesco e quindi paghiamo dazio anche là. Mi piacerebbe sapere se le banche ci fanno oppure ci sono, nel senso che 30 anni fa non è cambiata tanto lo stesso, hanno dato dei titoli tossici in qualche maniera e adesso vogliono dare dei titoli che non sono tossici, però facendo diventare tossici quelli italiani. Secondo lei non c'è una manovra, veramente un'intelligence europea che voglia penalizzare forse lo Stato che in qualche maniera ha potenzialmente e delle potenzialità superiori ai francesi, superiori anche ai tedeschi e superiori sicuramente all'Inghilterra, dove l'Inghilterra in questa maniera e in questo momento mi pare che stia facendo un po' da banco, sa quando si gioca alla roulette, no? Il banco che non perde quasi mai. Beh, intanto ha fatto bene a ricordare questo famigerato spread che è il differenziale, cioè quanto ci costa più a noi italiani il debito pubblico rispetto al debito tedesco. Io vi do una cifra, tanto non parliamo di percentuali, ma tanto per capire 2012 quello che succederà. Quest'anno 2010 pagavamo circa 70-75 miliardi verso i 77 quest'anno di euro di interessi passivi sui 1.900 miliardi di euro di debito pubblico italiano. Nel 2012 arriveremo a 100 miliardi. Quindi allora, non faremo ora neanche a pagare gli interessi. Ecco, questo vuol dire che questo spread, cioè il surplus, il di più che costa rispetto al debito tedesco e al debito italiano, è molto oneroso. Però dobbiamo fare due passi indietro, allora, per venire alle sue considerazioni a un sistema Europa che non funziona, evidentemente, andare a 10 anni fa, quando è entrato in vigore l'euro, la moneta unica. Io dico alla signora Maria, a tutti quelli che si ricordano dell'epoca, spacciavano la nuova moneta come la salvezza di tutti i nostri mali. I titoli di Stato avranno un interesse molto basso, questo è successo per un po' di anni, adesso vediamo anche oggi stesso la manovra Monti che doveva risolvere questi problemi, non ha inciso affatto, se non sulle nostre tasche, doveva risolvere i problemi dell'Europa, favorire il commercio, favorire la crescita, eccetera. Io credo che 10 anni dopo la situazione sia sotto gli occhi di tutti. È una scelta che è stata una scelta fallimentare. Io non spezzo una lancia ovviamente a favore della Lega sull'allargamento dell'Europa, sull'euro. C'era una persona sola che diceva 10 anni fa che l'euro sarebbe stata una fregatura, mentre Prodi, Monti, Draghi, Ciampi, tutto il resto del mondo della politica italiana diceva che era la panacea di tutti i mali. Ce ne siamo accorti 6 mesi dopo con gli stipendi che si sono dimezzati. Quella sola persona era Umberto Bossi, che diceva che in queste condizioni, questo Paese, in questa struttura istituzionale, con questo sistema di spesa pubblica, l'euro avrebbe provocato dei disastri e oggi siamo qua a dover pagare i disastri che in Italia ha procurato l'euro. Ma evidentemente noi italiani non facciamo mai mancare nulla a noi stessi, perché io su questa diciamo, teoria sono d'accordo, perché lei è un mio ospite e quindi devo essere d'accordo per forza, però ho una mia teoria, 2 righe, che se andiamo a vedere 160 miliardi di patrimonio che se ne va via grazie alla malavita, il mercato dei rifiuti e insomma l'Italia credo che anche a livello manageriale potrebbe contare molto di più se mettessimo una volta per tutte fine alla malavita, e così anche gli imprenditori come te, Paolo, che vai in giro
con la valigetta all'estero per vendere i tuoi prodotti, insomma comincerebbe forse a respirare un'aria sana e diversa anche in Italia, alla faccia di questo o quel partito, di questo o quel governo che ci hanno governato in 30 anni a questa parte. Poi apriamo una chiosa su questo mercato della spazzatura e dell'edilizia. Insomma, te cosa vedi per il tuo futuro? Però noi anche come piccole imprese abbiamo anche una burocrazia che ci strangola e dei costi insostenibili. Parlavamo prima delle banche, c'è anche il problema dell'accesso al credito. Adesso le banche stanno diminuendo gli impieghi proprio perché diminuisce il loro patrimonio con una legge che li ha obbligati al realizzo, come si dice, al valore del realizzo e quindi la malavita si sta anche approfittando di quello che è il bisogno di liquidità delle aziende che non è sopperito dalle banche. Io sono un creativo nella mia vita e un po' mi condivido con te la passione della creatività, Gilberto. Però sai cos'è che io sento, oppure avverto, questa è una sensazione che non ha nulla a che vedere con le cose concrete della politica, eccetera, che diamo sempre la colpa all'euro e l'euro sicuramente avrà avuto nei nostri confronti abbiamo avuto dei problemi, però il nostro comportamento a livello veramente governativo, a livello proprio di chi ci amministrava, non è stato altrettanto, diciamo così, impattante per poter dare a noi la credibilità di meritare quest'euro. Nel senso, come si diceva prima, se andiamo a vedere, insomma, il mercato delle immondizie è un mercato florido che non intacca soltanto il sud. Mi viene in mente una cosa che in Sicilia c'è la mafia, onorevole, in Puglia c'è la Sacra Corona Unita, in Calabria c'è c'è la 'Ndrangheta, la Camorra a Napoli, sono 4 mafie che vivono in quel territorio. Allora la mafia in Sicilia dovrà guardarsi da quella mafia e basta, ma al nord ne abbiamo queste 4, più ne abbiamo quelle che arrivano dall'estero. Mi piacerebbe aprire un bel dialogo su questo, perché noi dobbiamo temere la manodopera, la manovolanza cinese, gli affari tedeschi e inglesi, e noi dove andiamo secondo te, Gilberto? Il mio povero sindaco che, insomma, tu sai bene, ma ci sono case qua vicino, anche in Val Brenta, a Lamont, che stanno andando via tutti e si stanno appropriando gli extracomunitari, che non ho nulla contro di loro, senatore, io sono per la liberalizzazione, ma però delle regole. Ma vedi, ci sono di quei problemi, di quelle cose talmente grandi, nascoste, che non arrivano a essere capite esattamente appunto dalla signora Maria. La signora Maria è quella che vive tutti quanti i giorni e paga le conseguenze, però alle spalle ci sono di quelle cose che sono incontrollabili nel nostro piccolo. Certo che il governo non è un piccolo, il governo sa quali sono i problemi e questo che mi chiedo dovrebbe essere il primo a cercare di mettere mano ferma su queste problematiche e poi di conseguenza chi non le conosce ne paga le conseguenze. Senatore, io chiedo a lei, dove era Bossi 30 anni fa, ma dove era Bossi e Fini negli ultimi anni quando hanno fatto quella... Che, per carità, io mi sono sempre dichiarato un personaggio di destra, non ho niente a fare con la sinistra, per l'amor di Dio. Però se oggi siamo in queste condizioni, qualcuno mi dice, perché adesso si va bene cantare al lupo, al lupo, al lupo, no, è successa una cosa un mese fa e adesso abbiamo già trovato di chi è la colpa di tutti quanti i nostri mali, dell'ultimo arrivato. Ma io dico anche che se siamo arrivati in queste condizioni, forse anche chi stava nei posti di responsabilità che non ci doveva portare a vivere questi momenti dove oggi crediamo al lupo, al lupo. Ed è per questo che dico che il mio governo di destra doveva essere più attento nel momento da come si è presentato, mi ha convinto a votarlo. Sulla legittimità del nostro Stato. In qualche maniera, questo governo dov'era? Quando, per esempio, la legge Bossi-Fini, che pareva fosse una legge che doveva mettere a posto tante cose, ci ha riempito di clandestini però. No, perché se non ci fosse stata la legge Bossi-Fini, quello che abbiamo adesso per le nostre strade sarebbe decuplicato. Pensiamo non solo... è occulto secondo lei? No, c'è, ma ovviamente gli strumenti legislativi ci sono e hanno funzionato, non hanno funzionato al 100%, hanno funzionato all'80%, però hanno funzionato. Provate a pensare se, come voleva qualcuno, non ci fosse stata una legge che cerca di limitare questi fenomeni in Italia. Quindi, il problema della clandestinità insieme al problema della malavita è un problema gravissimo, è un problema soprattutto di carattere ambientale e culturale e che dimostra quanto questo Paese, insomma, quest'anno
Tanti hanno celebrato, io no, i 150 anni di unità d'Italia. Questo mi dispiace, paese è senatore. stato costruito male. Invece di essere costruito unitariamente, come diceva Mazzini, Cavour doveva essere costruito in maniera federale, molto autonoma, federata, molto autonoma, come diceva Cattaneo. È quello che vuole la Lega Nord oggi. Allora le diverse culture avrebbero trovato degli spazi al loro interno senza costringere lo Stato a cercare di fare collante per una situazione che non è possibile incollare o mettere a posto. Quindi la Lega vuole questo cambiamento. Si diceva qual è la risposta? Una risposta, parlavamo di gabbie salariali, cioè stipendi e servizi diversi che facevano emergere il lavoro nero al sud 20-30 anni fa. Noi siamo spesso inascoltati. Quello che bisogna fare oggi più che mai è cercare di lasciare le autonomie alle regioni, la massima indipendenza e autonomia per dare ai propri cittadini le risposte in relazione alle risorse che hanno. Perché l'Italia è un paese drogato da finanziamenti, da debito pubblico, che hanno tenuto in piedi dei sistemi pubblici che oggi dimostrano purtroppo quale peso, quale sperpero rappresentano. Ancora oggi con questo governo, col governo di prima, con 2 governi fa. Quindi deve cambiare la struttura e i rapporti sociali istituzionali dell'Italia, bisogna creare le macro regioni, bisogna rendere responsabili. Il federalismo fiscale va, adesso cercano di metterci i bastoni tra le ruote, ma va in questa direzione. Bisogna rendere le regioni responsabili. Tanto guadagni, tanto puoi spendere, puoi fornire servizi ai tuoi cittadini. Non puoi prelevare risorse dagli altri e impoverire gli altri come Senatore, succede oggi. mi scuso, ma vorrei anche fare motivo di discussione e vorrei anche che Stefano Cimatti ci dicesse la sua, perché il federalismo fiscale è una cosa buona e giusta dove ognuno deve pagare le proprie tasse, però ci sono 2 chiavi di lettura. Una è filosofica, che è quella che mi piace di più, nel senso che forse noi abbiamo visto al lupo, poi il lupo non c'era veramente l'elefante che passava, oppure attenti al topo, nel senso che comunque il nord, nella grande maggior parte dei casi, fa affari illeciti col sud, e quindi non è che ne beneficia soltanto il sud, oppure il sud che vuole in qualche maniera evadere le tasse oppure vivere di assistenzialismo e queste cose qua. Cioè, credo che ci sia una grande confusione che bisognerebbe chiarirla una volta per tutte, perché se non la chiariamo, bene o male, fra 5 anni ci troveremo un plotone di cinesi a manodopera e a costi zero che fanno il bello e il cattivo tempo, e poi credo che nelle prossime elezioni dei consigli comunali non si possa neanche più usare l'editto, le ronde, no? Come è successo, che abbiamo visto un fallimento totale. Cioè, credo che in questo momento l'Italia debba in qualche maniera fare un passo indietro e rendersi conto che culturalmente abbiamo sbagliato dei passaggi, e questo dovrebbe essere veramente un grande momento di riconversione, Sindaco. Ma non lo so, io non voglio entrare in argomenti politici proprio di tipo nazionale, perché mi sono estraneato, se non come cittadino e come imprenditore, da questo. Io come sindaco mi occupo esclusivamente del territorio. E certo è che dobbiamo dirci chiaramente alcune cose. Sull'evasione fiscale è stato fatto molto poco. Ed è il grande vulnus che noi abbiamo, perché quando c'è un momento di necessità è giusto che paghi chi ha di più. Il problema è che non si sa chi ha di più. Molto spesso, io mi ricordo il professor Abravanel che quando è venuto qua a Bassano ci ha detto: guardate, bisogna rendersi conto che nel sud 2 persone su 3 e nel nord 1 su 2 si seppelliscono da soli. Questo è il numero dei decessi e il numero delle fatture che si rilevano da parte delle imprese di pompe funebri. Quindi vogliamo dire che non c'è neanche la voglia di controllare, perché sono termini questi. Dice anche il professor Abravanel, ci troviamo pieno di figli di evasori che hanno le borse di studio. Quindi la grande iniquità oggi è l'evasione fiscale e si deve metterci una parola fine. Mi pare che non si sia mai voluto farlo fino in fondo questo, perché anche i condoni potevano essere una questione valida per rappianare le cose, ma ci voleva una riforma fiscale, in senso federale sarebbe sicuramente stata meglio, e dovevamo arrivare non alla delazione
per trovare chi è l'evasore, ma mettere in piedi dei sistemi veri di controllo. Io ne approfitto per dire che si continua a sentire parlare della questione del controllo, della detraibilità, ma non si può, si perde, è solo non si vuole, perché io che pago il 43% di imposta sul mio maggior reddito, se potessi detrarmi quello che spendo, sono pronto a pagare anche il 60% di aliquota. E forse sapendo che se detraggo e posso scaricarmelo, spingerei ancora di più i consumi. Io credo che ci vogliano in questo Paese una riforma strutturale completa che non si è mai voluta fare. Epocale però. Epocale perché, diciamoci una cosa, parlavo l'altro giorno sul problema dei famosi 11.000 come si chiamano, forestali della Calabria. E una persona mi faceva un ragionamento che non è che siano sbagliato avere 11.000 forestali, perché altrimenti probabilmente farebbero la fame o magari andrebbero in mano all''ndrangheta, o se non lo sono magari qualcuno di questi. Però noi dovremmo avere la Calabria il più bel giardino d'Italia, con 11.000 persone che ci lavorano, invece non abbiamo niente di tutto questo. Allora io credo veramente che non so se abbiamo toccato il fondo, se dobbiamo andare ancora più giù. Certo che siamo andati molto giù, e quindi io credo che ci voglia un ripensamento e devo dire che di questo nuovo governo io apprezzo delle cose, ma apprezzo una cosa soprattutto, che io guardo i talk show televisivi e non vedo più la gente che litiga, perché siamo stati gli ultimi 10 anni del tutto contro tutti, su qualsiasi argomento, e questo è degenerato, io dico anche nei comuni, ci sono continui attacchi personali su qualsiasi cosa, eccetera. Noi dobbiamo un pochino dire, rimbocchiamoci tutte le mani, mettiamoci a lavorare, vediamo cosa c'è di buono da portare avanti, portiamolo avanti, e soprattutto cerchiamo di avere un'etica un pochino più elevata di quello che molta gente ha avuto in tutti questi ultimi anni, perché gli sprechi, il malaffare, quello che tu citavi di connivenze, eccetera, sono tutte mancanza, qualche volta sono dei reati, ma molto spesso sono anche mancanza di etica. E mancanza di Stato anche in qualche maniera. Volta, allora, sì. Senatore, a me piace, io sinceramente quando mi rivolgo e parlo con la gente, il governo tecnico non è che piaccia a molti, e non piace quasi a nessuno, però ha un fascino che è come quello del supplente che arriva a scuola e in qualche maniera non ha grosse responsabilità e fa fare cose che altrimenti il professore non farebbe, quindi metti in riga e tutti quanti dicono va bene, in questo momento i politici hanno fallito, perché poi dopo la pubblicità che vi hanno fatto contro è stata esagerata, questo lo ammetto anche io, poi dopo anche certi comportamenti di alcuni esponenti politici è stata francamente devastante, ma non per loro, perché ognuno fa quello che vuole, ma proprio per la politica in generale, per coloro che sono seri e lavorano come so che lavora lei. C'è anche un certo Giacomo Santini che è un grande senatore, uno tra i più proliferi di ore e di dedizione al lavoro, quindi ci sono tante persone che meritano quello che guadagnano. Però la mia domanda è un'altra. Se noi adesso non facciamo veramente, o questo governo abbia il coraggio di rifare quello che è le nuove regole del voto, perché non si può fare, dicono, il porcellum. Cioè io sinceramente, guardi, non se la prenda con me, ma le dico quello che penso. Vedere Bossi è stato un luminare, è stato un grande profeta ed è stato un grande politico, però vedere il figlio di Bossi, consigliere regionale, francamente vorrei risparmiarmelo, ma perché vorrei vedere persone che se lo meritano a 22 anni di arrivare là, o a 23 o a 30 anni, con delle eccellenze particolari, con delle eccellenze maggiori, perché se no così arriviamo alla fine a fare sempre il solito gioco del nepotismo, e l'Italia siamo i primi nel mondo. Io merito al caso di Renzo Bossi, che è una persona giovane che conosco e che stimo, il fatto che poi le preferenze, facile magari perché si chiama Bossi, se le è comunque guadagnate, e qualcuno dire tu non puoi candidarti in questo paese ovviamente non si può fare e sarebbe assolutamente sbagliato farlo. Per fortuna è giovane perlomeno, quindi chissà, insomma, io vedo che la Lega ha diverse persone molto giovani che cerca di far crescere, perché bisogna scommettere sul presente, ma bisogna soprattutto scommettere sul futuro. No, ma veniamo... la Lega è il partito più di ogni altro attaccato alla popolazione, certo, alla base. Ma veniamo alla sua osservazione, che sono due, le commento anche brevemente, sono d'accordo. Prima si diceva anche un po' il costo dei parlamentari, il numero.
Non sono passati tanti anni, perché nel 2006 nel 2005 in Parlamento avevamo approvato una riforma molto importante, che cambiava forma di governo, che cambiava l'autonomia, potenziandola delle regioni, che tra le altre cose riduceva il numero dei parlamentari. E accidenti, mi viene da dire, con una certa campagna pubblicitaria che è venuta spesso dal centro-sinistra, da sinistra in particolare, un referendum popolare, perché anche i nostri cittadini non sono andati a votare, l'ha bocciato, altrimenti invece di avere 1000 deputati ne avremmo, fra deputati e senatori, 600. Sono ancora troppi, vabbè, meglio 600 che non 1000. E veniamo poi anche alla questione della legge elettorale e di questo governo. Al di là della legge elettorale, il Parlamento la deve cambiare. Ci ricordiamo che una volta non ci piacevano le preferenze perché c'erano le scalate, le corruzioni. Allora, la legge elettorale perfetta non c'è. Quello che dice la Lega a proposito delle osservazioni del governo, che può piacere, può non piacere, a me non piace, soprattutto, a parte che ha dimostrato con una manovra di non aver niente da invidiare il Monti di oggi e al Tremonti di ieri, soprattutto perché non è stata data al popolo la possibilità di decidere. Cioè, sia bello o brutto, bravo o non bravo, chi viene eletto, scelto dai cittadini per fare il premier, è scelto dai cittadini. Quindi io non lo so quanto durerà questo governo, ma io spero che prima possibile, come ha fatto in Spagna, si vada a votare. Perché i cittadini, diceva classe politica, l'alleanza di prima ha fallito, non sono d'accordo, abbiamo fatto quello che... Bene, a chi spetta giudicare questo? Spetta ai cittadini. Ai cittadini nel momento in cui cade un governo, ci potrà essere un periodo transitorio per arrivare prossimamente alle elezioni. Altrimenti vuol dire defraudare i cittadini della possibilità di giudicare il mio operato come parlamentare, come partito politico, di giudicare l'operato di un governo tecnico di qualche mese e di dare le indicazioni su chi i cittadini, il popolo vuole che sia che lo governi, in base a un programma, in base a delle indicazioni. Quindi quello che è grave nella politica, esclusa la Lega di oggi, è che la politica si è arresa. Ha detto fate voi, perché in Spagna sono andati al voto. In Grecia i due partiti di maggioranza e di opposizione più grandi hanno avuto i loro ministri, hanno cambiato governo, i loro ministri sono andati al governo, assumendosi la responsabilità come deve essere. Beh, io credo che comunque questo governo avesse continuato altri 10 giorni sarebbe crollato da solo e si sarebbe dato elezioni. Però è opportuno tornare al voto perché secondo me i cittadini devono dire chi e quale programma vogliono. Apriamo un'altra parabola, tu che sei un internauta, no? Il discorso è che mi viene, adesso si potrà fare altre regole di votazioni, altre regole di tutto quello che si vuole, però se finché il monopolio della comunicazione è in mano a due poteri forti, Rai e Mediaset, io credo che sia anche difficile che non siano schierati questi due colossi. E là c'è in ballo una torta che prima era di 4 miliardi e 500 mila euro, adesso pare che siano 16 miliardi, credo che sia la somma forse più vicina alla realtà. Mi piacerebbe anche che ci fosse un altro tipo di comunicazione o attraverso i media. Ecco, forse internet sta uscendo fuori da questo e se andiamo nei blog c'è molta più democrazia. I mezzi di comunicazione alternativi, che poi non sono neanche più alternativi, stanno diventando predominanti. Poi, vabbè, c'è una preponderanza anche di opinionisti che parlano, come si dice, sotto copertura, però diciamo che trasmissioni alternative sul web, dibattiti, gente che apre un proprio blog e apre discussioni anche importanti, riunioni e mobilitazioni che vengono appunto utilizzando il web, utilizzando i vari portali. Potrà essere una concorrenza più leale, però diciamo più democratica. Però diciamo che questo è, allora io adesso non voglio sempre dire che poi dopo dicono che io non sono della Lega e non è giusto. Allora, senatore, avete avuto nei vostri anni la possibilità di separare il discorso del conflitto degli interessi, poi il conflitto degli interessi lo facevano gli assessori, neanche i consiglieri delle comunità montane che avevano paura a essere vicepresidenti di una società ciclistica, tanto perché quello era il conflitto degli interessi, avevano paura, ma non si sono risolti i veri conflitti di interessi
come non si è risolta questo dramma che continua ad essere quello delle frequenze televisive, un dramma che colpisce, io credo, per i prossimi 10 anni, perché la comunicazione televisiva ha ancora 10 anni di vita, però per i prossimi 10 anni vuol dire un tempo veramente lunghissimo per la nostra economia. Sì, questa situazione è una situazione che non fa né più né meno che rappresentare quello che è il resto del paese. Cioè ci sono delle grandi, forti lobby, in questo senso ne abbiamo due fra Mediaset e la RAI, ma nelle banche è la stessa cosa, con la magistratura e il pubblico impiego è la stessa cosa, con la grande industria è la stessa cosa. È un paese questo delle consorterie, dove tutti cercano di difendere il proprio orticello, che alle volte non è un orticello, è un terreno enorme, e alla fine chi paga è sempre, da un lato l'informazione, perché a questo punto ormai è etero-diretta da 2-3 grandi gruppi, insomma mettendoci anche Sky, dall'altro paga il cittadino che alla fin fine non riesce ad avere una informazione diffusa, anzi adesso non è perché fortuna che oggi ci sono giornali locali e trasmissioni televisive che hanno un'estensione locale ma anche abbastanza estesa con i mezzi che ci sono adesso, altrimenti saremmo bombardati da informazioni etero-dirette che alla fine ci convincono di cose che non sono vere o del contrario delle cose che sono vere. Mi sembra un po' ogni tanto Orwell 1984, no? Il Ministero della Pace che faceva la guerra. Oramai mi sembra che ci dicevano dobbiamo fare una manovra di crescita e fanno invece una manovra di spesa. Eppure non passa il messaggio. Quindi ecco, questo è il mio appello a tutti, a cercare di ragionare con la propria testa. E quando ci sono anche mezzi di informazione che non hanno l'importanza, la diffusione nazionale che hanno i grandi colossi, secondo me bisogna assisterli perché danno modo di farci una coscienza sulla situazione diversa. Non svendiamo la nostra intelligenza. E neanche la nostra Italia. L'ultima domanda, questo qua, però vi voglio che siate tutti compartecipi, questa è una provocazione che vi lancio là. Insomma, non è che la Germania sta vincendo la terza guerra mondiale, che è quella economica. Cioè io mi interrogerei su queste cose qua, perché vedo un sottile vento che mi fa freddo a sentire come sta andando l'economia europea, in riferimento anche all'asse Germania-Inghilterra. Io sono terrorizzato, tra virgolette, non pigliamo paura, è Natale, poi dopo chiudiamo bene, ci tiriamo su, però credo che la Germania stia dominando eccessivamente il nostro mercato e lo stia anche condizionando eccessivamente. A me dà un'impressione, non so, mia personale, che non voglio... No, quello che direbbe la signora Maria, o il signor Giuseppe. È anche vero comunque che la Germania dà l'impressione che capisca sempre l'opera prima degli altri, voglio dire, capisce? Cioè prende addirittura temi di livello europeo, li mette in atto sul suo mercato, prima di noi, bisogna dirlo chiaro e tondo, prima di noi, e chi arriva prima naturalmente sfrutta meglio le opportunità che la novità. La Germania le capisce un attimo prima, non capisco perché. Noi arriviamo sempre un attimo dopo, forse, no. Può essere questo. Non lo capisco. Può essere però. Guarda, io il mese scorso ci ho passato quasi una quindicina di giorni in Germania, quasi tutta la Baviera, e ho parlato con degli imprenditori, ho visto fabbriche moderne che non avevo visto 2 anni prima, ho visto tanti lavori pubblici in strade, letti dei fiumi, cioè ho visto anche degli investimenti, cioè la Germania ha usato anche il debito pubblico per creare e per fare investimenti che poi si trascinano dietro altri tipi di lavoro. Ma ti devo dire anche un'altra cosa, quando sono stato in Cina, a Shanghai, io ho visto interi palazzi di lobbisti tedeschi che portano il proprio engineering, e quindi vuol dire costruire ponti, costruire strade, costruire quello che facevamo noi una volta. Costruire fiumi che servono a questa o a quella nazione, dove non possono beneficiare la brava gente. Piacerebbe aprire qua ma qua ci andrebbe forse anche... Posso continuare un secondo? Sì. Sono più di 30 anni che io giro all'estero perché seguo sempre l'internazionalizzazione delle imprese, però sentire Monti che mi dice ripristineremo l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero,
E io ho visto dei disastri dell'ICE in paesi, forse in alcuni paesi come l'Australia e gli Stati Uniti, dove se non lavori ti cacciano a pedate, ma negli altri paesi è stato un disastro, cioè erano carrozzoni per politici trombati, o non so, è una cosa, altro che lo sostegno alle imprese è completamente diverso. Mi fa venire un'idea in mente, ma anche mi fai collegare al discorso che appunto la Germania in Cina stanno portando tanta di quella manodopera per fare fiumi dove in terre non sospette. Gheddafi era uno di coloro che ha finanziato questo fiume dove andava a errorare esattamente chi voleva lui, e altri invece se toccavano la terra, se facevano una deviazione di quel corso di fiume, venivano sparati senza pietà. Quindi anche la risorsa dell'acqua, dove c'è una manodopera cinese, dove la Cina in questo momento sembra stia spopolando a livello commerciale, ma là sta diventando una discarica esagerata. Cioè anche questo dovrebbe far riflettere un'economia mondiale che sta un po' nell'oblio, Sindaco. Guarda, io sono stato 15 giorni fa in India. In India stanno vendendo 18 milioni di telefonini al mese. Bravo, sì, verissimo. Però ci sono le fognature a cielo aperto. Io non credo che la Germania stia vincendo una terza guerra mondiale, perché oggi il mondo così globalizzato necessita di grandi masse. E se noi guardiamo, io ho visto un filmato l'altro giorno, vi invito tutti ad andarla a cercare, credo che sia anche su YouTube, che si chiama Did You Know? E che spiega alcune cose di quello che sta avvenendo in questi ultimi anni, la velocità in cui, per esempio, che 10 mestieri più richiesti oggi nel 2004 non esistevano. Che un ragazzo che si iscrive oggi a un'università tecnica, al quarto anno, quello che ha studiato al primo probabilmente per il 50% non gli serve più perché è superato. Quindi io credo che oggi bisogna ragionare in maniera completamente diversa, bisogna ritornare un po' alle origini e bisogna anche avere la forza per poterlo fare. Quindi io non voglio contraddire il senatore Franco, perché indubbiamente questo governo al cittadino non può piacere, se non per il fatto che sta cercando, mi auguro, di dare un grosso risanamento. Diciamo che sta facendo quelle cose che i partiti non potevano fare, perché altrimenti sarebbero stati massacrati dal loro elettorato. Ora, la Lega ha fatto una scelta che secondo me è sicuramente una scelta in questo momento vantaggiosa, quella di poter sparare a zero su questo governo, perché pigliando la gente che ovviamente si sente anche bastonata. Leggevo oggi che Monti ha perso un 15% di consenso nell'ultima settimana, perché io dico lasciamoli lavorare e ritorniamo presto alla politica, perché è giusto che ci sia un elettorato. Io scherzavo prima col senatore Franco dicendo: ma guarda, te fino all'altro giorno io ero all'opposizione, tu eri in maggioranza, oggi io sono in maggioranza e tu sei all'opposizione e non siamo neanche andati a votare. Sì, ma povero Monti, e non siamo andati neanche a votare. Ma povero Monti, quindi indubbiamente siamo in una situazione anomala e assolutamente non normale. Però io credo che questa scossa ci voleva, e adesso secondo me ci vuole una grossa spinta, un grossissimo sforzo per far rilanciare i consumi, perché se non partono i consumi i soldi che mi restano in tasca non fanno il giro tra 3-4 tasche e si moltiplicano, e noi stiamo andando verso una recessione tremenda. Bisogna dare fiducia alla gente, bisogna ricominciare a parlare del futuro e del domani e cercare in qualche modo di fare, e questo è il compito di questo governo, per il momento, che deve porre delle basi per poi tornare a votare e ripartire alla politica. Forse con una legge elettorale, è vero che le preferenze hanno portato soprattutto in determinati casi. Dovremmo fare una trasmissione una come legge elettorale. Guardate che questo allontanamento, perché Paolo Franco è di Arzignano, è una persona che io so è sempre presente, è nel territorio, come del resto molti deputati della Lega. Però io dico che qui io a quel tempo ero dell'UDC, abbiamo eletto 3 deputati, ci siamo ritrovati con uno del Veneto, gli altri 2 da quando sono stati eletti sono dal 2008, non li ho mai visti, ma non a Bassano del Grappa, non li ho mai visti a Vicenza, non li ho mai visti a Padova, non li ho mai visti a Venezia, e allora bisogna fare delle leggi un pochino diverse. Io credo che il piccolo collegio, dove chi viene eletto
conosce personalmente le persone, che gli vanno a rompere le scatole come vengono da me, non a rompermi le scatole, però, ma certo. a chiacchierare, Ma a spiegarmi le cose, a sentire le esigenze. Se no, secondo me, la politica è destinata tragicamente ad essere vista come una casta, e io vi garantisco, io non sono mai stato deputato né consigliere regionale né niente, però vi dico, ho tanti amici deputati eccetera, e vi dico che c'è molta gente che non è affatto casta, ma che si massacra di fatica, di lavoro dalla mattina alla sera per le esigenze del territorio. E quindi Sindaco, quelli che vengono ospiti in questo studio sicuro. ma io non so. Oramai abbiamo dato dimostrazione di avere soltanto persone serie che sanno anche Ma ragionare. sai, dicevate prima delle televisioni, io non so, dice i grandi gruppi eccetera, io credo che anche la gente sia molto meno stupida di quello che pensa. Bravissimo, e sono capisce d'accordo. perfettamente quando vede una rete, un giornale Certo. o qualcuno che parla, dove è schierato e dove sta andando a parare, e non solo nei grandi gruppi, anche in qualche piccola televisione ho visto succedere delle Assolutamente sono cose. d'accordo con lei. Senatore, in chiusura, perché so che poi dopo noi ci staccano la corrente, però in 30 secondi, ma cosa è successo questo amore della Lega con il PDL? Insomma, tutto così. C'è gente che sa, c'è rimasta male. È evidente che il PDL... Quando un amore finisce... l'amore finisce, il PDL che ha, diciamo, abbandonato l'alleanza con la Lega decidendo di sostenere un governo che non condividiamo, non per principio, per partito preso, perché ha rimesso l'ICI, ha attaccato le imposte sui bolli delle banche, ha aumentato l'età pensionabile, eccetera. L'IVA Quindi che tanto va a discapito della povera gente. L'IVA che aumenterà dall'anno prossimo. Quindi ecco, è stato un governo che ha fatto l'esatto contrario di quello che voleva fare la Lega quando era al governo. Spezzo nelle cose che avevamo detto prima. Però Al governo Berlusconi l'IMU mi pare, No, era già in sì, programma, mi l'IMU pare, era l'imposta per municipale, tutto no? fuorché la prima casa, e andava ai comuni. Oggi ci aggiungono l'IMU sulla prima casa, la vecchia ICI, e gran parte andrà allo Stato. questa Tanto è la realtà. per verità. Mi piacerebbe continuare, ma il tempo è tiranno. Io ringrazio Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano. Ma il prossimo anno Almeno novità la metà, grandi. almeno. Grazie anche al senatore Paolo Franco, Grazie a grazie a Stefano Cimatti, grazie anche a te Paolo Gobbato, Grazie. vice sindaco di Pove, dove ci ospita, dobbiamo dirlo, una piccola cittadina. Noi l'appuntamento è per il prossimo anno con chiaramente delle grandi novità, perché oltre ad andare solitamente con questa emittente sotto la direzione spirituale di Luigi Giacomuzzi, nostro editore, apriremo una TV via web dove potremo fare le cose in diretta, dove avremo il polso della situazione, dove la gente potrà chiaramente scriverci in tempo reale sulle domande che vuole fare a questo o a quell'amministratore, o insomma così interagire in maniera veramente democratica nel nostro piccolo, come sempre. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi telespettatori di O Bianco o Nero che ci avete seguito veramente da tantissimo tempo e in tantissimi. Io sono addirittura basito dalle persone che guardano questa trasmissione. Per noi è veramente stato un onore, un orgoglio oggi poterlo dire, che a un anno di distanza ci abbiamo visto giusto. Per quanto riguarda noi e voi, vi auguriamo tutti quanti buone feste, un Natale veramente santo, e alle mamme che hanno bambini di 10-11 anni continuo a ripetere: non comprategli il cellulare perché non ne hanno bisogno. Buone feste a tutti.